Bene, amici di mattoscacco.com, oggi parliamo di punti cardinali nella valutazione di una posizione, ovvero quei punti chiave che aiutano a determinare la posizione, quei punti che servono per poter sfruttare le nostre forze nel modo corretto, ovvero le case chiave sulla quale ruoterà poi attorno tutta la partita. Noi spesso abbiamo l'errore, io compreso, assolutamente, di giocare per dare scacco matto, giocare per catturare quel pezzo, giocare per catturare quel pedone. Ma una partita a scacchi non si limita solo a questo, si va ben più in profondità. Per esempio, si può lottare appunto per una casa, si può lottare per un punto debole. Analizziamo ora questa situazione che noi ci ritroviamo davanti. Qual è il punto debole dello schieramento del nero? Analizzando bene, possiamo vedere che abbiamo tre pedoni sull'ala di re, un pedone isolato, questo potrebbe diventare poi un punto debole, pedone in D5 e infine il pedone C6, che è così considerato pedone arretrato. Quindi questo qui è il punto debole dello schieramento del nero. Il bianco non sembra avere punti deboli nella struttura pedonale, ma il nero ha il punto debole in C6. Quindi lo sfruttamento delle debolezze è veramente molto consigliato in una partita di scacchi. Vediamo quindi su quali considerazioni il bianco deve fondare il proprio piano. Allora, numero 1, il nero ha il pedone appunto arretrato in C6 e se riesce a fissarlo, impedendone così l'avanzata, può diventare un grande obiettivo d'attacco. Che cosa vuol dire fissarlo? Vuol dire piazzare un bel pezzo in C5, che può essere un pedone, un cavallo, un alfiere o qualsiasi altro pezzo, ovviamente non la torre perché c'è l'alfiere che punta su C5, però se riusciamo noi a impedire l'avanzata del pedone C6, quel pedone diventerà una debolezza assoluta, mentre così è ancora diciamo mobile. Secondo punto è che la casa C5 deve diventare una piazzaforte per i pezzi bianchi, essendo un punto non attaccabile da parte dei pedoni neri. Quindi la casa C5 è una casa chiave, è una casa forte per il bianco perché è inattaccabile da pedoni neri. Bisogna cercare appunto di giocare per la casa C5 e per il pedone C6. Ci sono ora moltissime possibilità da parte del bianco, ma vediamo in che modo il bianco riesce a sfruttare questa situazione. Cavallo va in A4 attaccando la donna. Donna B5, alfiere E3. L'alfiere ovviamente ha lo scopo di controllare questa diagonale. È una mossa che va a tappare le ali al pedone 2, ma è comunque una mossa consona al nostro piano. Arrocco, torre C1. Ecco, il bianco sta proprio giocando per la casa C5 e il pedone C6. Infatti il cavallo controlla C5, l'alfiere controlla C5 e la torre in C1 crea una grande pressione su tutta la colonna C. Quindi ormai il pedone C è diventato proprio una debolezza effettiva. Ora, alfiere G4. Ora l'alfiere G4 e la donna puntano sul pedone 2, quindi costringe il bianco a giocare F3, otturando così il raggio d'azione dell'alfiere in G2. A questo punto ritirata d'alfiere in E6, alfiere C5, andando a prendersi un grandissimo avamposto. Torre E8, in caso di cambio, torre F2. Perché questa mossa, oltre ad essere una mossa preventiva che va a difendere il pedone E2, serve anche, dopo una possibile spinta del pedone E2, a far raddoppiare le torri sulla colonna C. Quindi è una mossa da non sottovalutare, molto forte. È stato bravo il bianco a, che tra l'altro è Rubinstein, appunto a giocare questa mossa. Cavallo D7 andando a minacciare la casa C5. Alfiere per, torre per. Quindi il nero è riuscito a cambiare il pezzo che occupava la casa C5. Sembra quasi che si sia messo bene, ma ora il bianco mette in gioco delle nuove forze. Donna D4 occupando ancora C5.
torre in E va in E8, si torna indietro, alfiere F1 creando un attacco a raggi X sulla donna, torre in E va in C8, cavallo C5 avamposto, cavallo per, torre per, donna B6 andando ad attaccare a raggi X la nostra donna. Quindi il pedone C6 ormai è un punto nevralgico su cui ruotano appunto tutti i pezzi del bianco. Poi vediamo ora come appunto sfruttare questo vantaggio, questa debolezza quindi su C6 e 3, liberando così l'altra torre in F2. Torre C7 preparando un raddoppio di torri, raddoppio e raddoppio. Per ora il nero riesce comunque a difendersi. Come sfruttare ora questa debolezza? Con B4, bellissima mossa, infatti dopo l'avanzata in B5 il nero si troverà veramente in bruttissime condizioni dopo quella pressione del pedone. Quindi A6, onde evitare la spinta del pedone, torre A5. Andiamo quindi ad attaccare un'altra debolezza che è ora il pedone A6. Torre A7 difendendo quel pedone e ora è impossibile non perdere materiale perché il nero non ha più pezzi per poter difendere le proprie debolezze. Torre per C6 e qui il bianco va in vantaggio, non c'è alcun modo per non perdere materiale. Donna per C6, donna per A7, torre in B va in A8 e donna C5 e il bianco vinse la partita.